Al via nella nostra emittente i confronti tra i candidati a sindaco nei comuni dove si svolgeranno le amministrative. La prima tappa è stata il comune di Favara, dove si contenderanno la poltrona di primo cittadino Antonio Palumbo, ex consigliere comunale uscente, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, che propone la lista Progetto Comune, una coalizione di centrosinistra con il Partito Democratico, l'altra Favara per i beni comuni. Altro candidato è Giuseppe Infurna, di anni 66, attualmente in pensione, già assessore provinciale con delega all'agricoltura e anche deputato regionale, recentemente anche vicepresidente regionale dell'Agenzia delle Acque e Rifiuti. Con una coalizione di centrodestra, Orgoglio Favarese 2021, le liste azzurre per Favara, Noi per la DC di Cuffaro, Forza Italia, Lega, Infurna sindaco, Onda e Cambiare Passo. Quindi il dottore Totò Montaperto, medico, già consigliere comunale e provinciale, anche assessore provinciale, appoggiato dalle liste Facciamo Squadra per Favara, Vivi Favara, Fabaria Nuova, Montaperto per Favara, Diventerà Bellissima, l'UDC, Fratelli d'Italia. Il dottore Montaperto non ha però preso parte alla trasmissione televisiva da noi organizzata, come si legge in una sua nota stampa che afferma come non faccio confronti con i competitori, farò una campagna elettorale tra la gente. Il confronto è stato moderato dal collega Giuseppe Moscato e si è principalmente incentrato sui loro programmi futuri per la città di Favara. Sentiamone uno stralcio. Il mio percorso, lo hai accennato, lo sanno un poco tutti. Io ho fatto dal 1998 al 2001 l'assessore provinciale con la Giunta Fontana, ho ricoperto diversi incarichi, fra cui l'agricoltura, che a quell'epoca era una delega, diciamo, di terzo livello. Avendola avuta per 3 anni io, per i prossimi 7 anni è diventata una delle deleghe più ambite perché è riconosciuto dagli altri, non da me. Il lavoro che io ho svolto come assessore alla provincia è stato un lavoro ottimo. Ho portato finanziamenti dall'esterno alla provincia di Agrigento, non ultimo il patto territoriale per l'agricoltura, dove in Sicilia l'unico patto territoriale per l'agricoltura l'ho fatto finanziare io da assessore alla provincia. Credo di aver lavorato bene e questo mi ha portato a candidarmi al regionale del 2001, sono stato deputato per 5 anni, presidente della Commissione Agricoltura, poi ho ricoperto altri carichi, fra cui vicepresidente regionale dell'Agenzia delle Acque e dei Rifiuti, e quindi anche in questo campo credo di avere un po' di esperienza da portare come bagaglio personale. E da qualche anno, sapete tutti, io essendo un pensionato avevo deciso di fare la vita da pensionato. Giuseppe Infurna era un dipendente comunale? Un ex dipendente comunale, sì, sono stato all'ufficio tecnico per più di 20 anni, ho ricoperto diversi ruoli, mi conoscete tutti, e quindi avevo deciso di stare tranquillo con la mia famiglia, con i miei nipoti. Però come tutte le passioni, come la passione del pallone, come la passione della politica, al momento giusto viene qualcuno e ti dice devi scendere in campo. Inizialmente non ero convinto, ma perché avevo deciso di stare lontano dalla politica. Penso che ci siano altri che possano sicuramente ambire a questo, perché per me non è un'ambizione, ma per me è solo non un sacrificio, ma un dovere. Sacrificio non è sicuramente, ma lo faccio come dovere, perché nel momento in cui ti chiedono di ambire a queste cose, ho detto, come ho detto in altre occasioni, obbedisco, sono qua per obbedire. Antonio Palumbo è un uomo che fa politica da sempre, praticamente io non ricordo una mia attività senza fare politica. Faccio politica attiva da più di 30 anni, sono iscritto allo stesso partito da 30 anni, non mi sembra di poter trovare altra coerenza del genere in qualsiasi altra persona, e mi sono sempre speso. Per me non è una novità, non sono stato chiamato in causa, non mi sono riposato. Noi facciamo politica da sempre, ci siamo sempre spesi per la nostra città, tutti ricordano tutte le iniziative e le battaglie da me portate avanti prima di entrare in consiglio comunale e anche dopo. Per noi è una costante, con un gruppo che si è consolidato negli anni. La mia non è una candidatura che arriva richiesta o una candidatura autoincensata. Io sono il risultato di un progetto, di un gruppo che lavora da anni e si spende in città. Si parlava poco fa di acque e rifiuti, io ricordo che se a Favara il referendum si è potuto svolgere è stato anche grazie alla volontà del Comitato Civico Favara Beni Comuni, che nel 2010 ha raccolto le firme per poter fare quel referendum.
parliamo di più di 3.000 firme, in una città difficile come Favara non era semplice. L'anno successivo abbiamo fatto il referendum e sono stato eletto in Consiglio Comunale, e poi le mie battaglie all'interno del Consiglio Comunale sono di dominio pubblico, dagli sprechi all'attenzione per tutto quello che erano le politiche sociali, i bisogni dei nostri concittadini, al non ultimo il dimezzamento del costo della politica, alle battaglie che ho portato avanti per i nostri concittadini. Ricordo a tutti che col lavoro consiliare svolto prima e anche dopo essere stato in Consiglio Comunale abbiamo risolto l'annosa problematica di Favara Ovest. Quindi non è un impegno che nasce oggi, non è un impegno che nasce negli ultimi 6 mesi, ma è un percorso che si conclude che va avanti, non si conclude con la naturalezza di chi comunque si spende sempre e comunque per la propria città. Finita il mio ruolo di consigliere comunale ho iniziato ad attivarmi a lavorare lo stesso, cioè non ci siamo mai fermati e oggi ci ritroviamo con questo progetto che poi ne parleremo più avanti, è un progetto fatto di gente che si spende e si è sempre spesa.